5 della Open C, Milanese, Calesi, Pini, Ferrari e Pini ci sono guadagnando l'ingresso alla gara della Absolute che si terrà al termine della giornata al Griffin, fortunato, dolorante e zoppo. Ha adottato il Griff, una storta all'H2, verrà ora ricoverato dal dottor Costa in clinica mobile. Nella categoria Pulcini, i piloti della Pulcini si preparano al preparco, mentre in griglia si stanno allineando i pilotini della Primi Passi Junior. Griglia estratta a sorte. Ricky, per piacere, Ricky. Ricky, per piacere, fermo qua che faccio le foto a Mauro. 7 piloti partenti, abbiamo anche una gentil donzella. Ricky, per piacere, qua. Che la sorte, ciao Veronica, che la sorte ha relegato alla 7ª casella di partenza. Dalla pole position scatterà, fammi vedere, Lorenzo Girardi. Ho detto aspetta un attimo che sono le foto a Mauro. Simone Fermo per Pennaro, piacere. Leonardo Spagnola. Ricky, per favore, fermo qua. Riccardo, per piacere, lascia che faccia filmata a Mauro. Dai. Ho visto male. Terzo partirà Leonardo Spagnola dalla quarta posizione, Simone Pennaro dalla quinta. Ricky, per piacere, qua con papà. Luca Valdese dalla sesta posizione, Mauro Cimpelletti e come dicevo prima dalla 7ª posizione l'unica donna della categoria, la Veronica Virgilio e la sua Polini 911, Riccardo, Rotta Nera numero vieni qua. 28. Vieni qua. Facciamo un giro di ricognizione per scaldare le moto e le gomme e poi dove andiamo? Non vedo l'ora di partire, non vedo l'ora di partire i piloti della Primi Passi Junior che vengono lanciati ora per il giro di ricognizione. Sono ora ritornati. Per piacere, fermi qua, bimbi. 2 minuti che parte la gara, dai. Che andrà a scatenarsi. Ne approfitto di questa calma intanto per chiamare al preparco i piloti della categoria Pulcini. Piloti Pulcini al preparco. Ricky, per favore, Via, sono partiti. Con la bandiera. Parte bene Spagnola, è già primo il Cordone 1, dietro di lui Lorenzo Girardi e poi Simone Vincolla è terzo, dietro di lui sembra per l'attacco, wow, il contatto interno, bellissimo, Luca Valdese, su, Simone Vincolla su Vincolla, si passa anche il 24, hanno per Riccardo Leonardo Spagnolo la sua DM, numero 5, Leonardo Spagnolo, il pilota, il team rosso di sera, stile di guida, in carena, alla time squeeze, gomito largo, gomiti larghi, per Leonardo Spagnolo, corre completamente in carena, seconda posizione per Luca Valdese, che si butta alla rincorsa del positivo Leonardo Spagnolo. Terzo c'è ora Mauro Cimpelletti che è riuscito a portare Lorenzo Girardi e poi quinta dove la Polini e Simone Vincolla dietro di lui c'è Simone Pennaro e la Veronica Virgilio che sta attaccando Pennaro
ecco loro sul traguardo, Pennaro e Virgilio. Occhio la Veronica all'interno del curvone, aveva tentato di farsi vedere, intanto la variante di Cancelli sta in spinto. Leonardo, Spagnolo, sta andando via, sta martellando. Ora viene fuori dalla variante Edo, spettacolare il piccolo stasera, 9 tiri al termine, basta adesso. Luca Marchese, andasse sul traguardo adesso in terza posizione, Mauro Cippelletti, quarto Lorenzo Girardi. No, scivola, Spagnolo, alzati Leonardo. Riparte ora, problema alla manopera, invece di partire, ha perso 2 posizioni, ha perso. Chiedo al pubblico gentilmente se può entrare dalla corsia box. Fare il rimontore della vita, Leonardo Spagnolo, per andare a prendere Luca Marchese. Riccardo, qua come va? Leonardo Spagnolo è già arrivato su Mauro Cippelletti, la lotta anche per la quarta posizione tra lui Simone, Nicola e Lorenzo Girardi. E intanto Spagnolo su Cippelletti. GRC contro Stemme. La rossa GRC numero 11 di Mauro Cippelletti contro la bianca. Ricky, per favore, non riesco, se continua a muovermi. Sta scattando, certo di esterni. Mauro e Leonardo interno, riesce a passare su Mauro Cippelletti. Pratica archiviata, ora si butta, testa bassa, 12 larghi, all'attacco, al recupero, 6 e mezzo per Leonardo, per cercare di recuperare sul positivo. Luca Valdese che ha un buon vantaggio, ma deve stare attento a non calare di concentrazione, appena sul traguardo, 6 al termine, intanto c'è ancora lotta per la terza posizione tra la DM numero 51 di Simone Pennaro e la Polini numero 28 della Veronica Virgilio. Questi piccolissimi operativi della categoria Università Junior in pista stanno dando spettacolo, tanto quanto il serio e il corso fino prima. Ora esce dalla Enel 5 giri al termine per Valdese e per Spagnolo che sta recuperando. Non ho il cronometro sotto mano, ma a vista direi che sta recuperando. Occhio al recupero, al ritorno di Leonardo Spagnolo, scivolato a metà gara, ora sta buttando su il rimontone della vita, il rimontone su Valdese. Occhio perché non può permettersi nessun momento di relax. Leonardo Spagnolo lo vede, sente il profumo della miscela, della DM di Luca Valdese. Leonardo Spagnolo sente l'odore, deve avvicinarsi Luca Valdese deve ora mettere il pallone blu per Veronica Virgilio e per Pennaro che lascia lo spazio, molto sportivamente il pallone blu ancora perché sta arrivando Leonardo Spagnolo che parte tranquillo, nessun problema. Dei due piloti doppiati che ha lasciato tranquillamente spazio a 3 giri per Valdese per difendersi, 3 giri per Spagnolo per attaccare, attacco contro difesa. Molti dicono che la miglior difesa sia cade di nuovo sullo stesso punto Leonardo Spagnolo. Mannaggia, riparte subito e riesce a mantenere la seconda posizione. Ora Mauro, Riccardo. Guarda Mauro, Riccardo. Guarda Mauro. Primo, con un ampio margine. Su Leonardo Spagnolo, per dover doppiare. Leonardo Spagnolo un po' sconsolato, viene attaccato anche da Mauro Cippelletti.
non riesce comunque a passare, a trovare spazio per passare. Ricky no, Cade nuovo, si sono toccati tra Mauro e Leonardo Spagnol. Gara sfortunata per il pilota del team rossonera che eroicamente riprende comunque il via, un giro al termine. Davide che non riparte della moto. Sfortunatissimo Leonardo Spagnol, ma intanto è l'ultimo mezzo giro per Luca Valdese che sta andando a vincere la gara. Brava Veronica, attenta all'attacco, non ci riesce. Riccardo, per piacere. Luca Valdese sta andando a vincere gara per i primi passi junior, va a vincere ora sul traguardo Luca Valdese, ci porta a casa la vittoria di categoria. Arriva ora sulla variante dell'L, ma non si permette, e ora si porta a casa il secondo posto, terzo posto, è riuscito a ripartire, cambio su Veronica Pennaro, Veronica Ventillo, Simone Pennaro, riesce a spuntarlo su Veronica Ventillo per la sesta posizione, terzo sta arrivando ora Simone Ingolla che va a chiudere ora. Dovrebbero essere. Guarda Mauro, Ricky, guarda Mauro. È Mauro quello lì, sai, hai visto? Che nonostante le cadute la sfortuna continua. Riccardo, non mi tirare.